Eccoci nel post partita della 23esima di campionato, Sarzana contro Giovinazzo. Siamo con Simone Corona, 3-0, un risultato nettissimo dopo un difficile e chiuso primo tempo, un 0-0. Alla fine il Sarzana è riuscito a imporsi con quei golassi, ma soprattutto con questa porta che è riuscita a mantenersi invariata. Quarta vittoria di fila e solo 2 gol subiti in queste ultime 4 partite. Qual è il tuo commento sulla squadra in questo momento e sulla partita di questa sera? L'avevo già detto l'ultima volta. L'avevo già detto all'ultima intervista. È una questione di mentalità. Un giorno ci siamo visti allo spogliatoio, ci siamo chiusi dentro e abbiamo detto siamo tutti forti, non ci meritiamo questa posizione di classifica. Adesso una partita alla volta, un punto alla volta, dobbiamo risalire. Da lì abbiamo inanellato tante vittorie, tante belle prestazioni. Siamo questi, ora ci siamo complicati la vita nel girone d'andata, quindi passeremo dall'inferno per andare nei playoff, ma noi siamo i diavoli e quindi ci piace stare all'inferno. Ora difficili appuntamenti finali per il Sarzana, che può puntare a raggiungere questi punti più che altro per il morale, no? Per i playoff adesso. Sì, ma non è morale. Se noi vincessimo tutte le partite potremmo anche arrivare settimi. Cioè noi dobbiamo pensare che non è per il morale, è per prendere il miglior piazzamento possibile. Perché probabilmente entreremo tramite i play-in e nei play-in farà la differenza una posizione in classifica. Quindi noi adesso non c'è morale o non morale, andiamo in una pista difficilissima di Bassano, ma noi dobbiamo dimostrare che siamo una squadra che nei playoff dobbiamo dar noia a tutti, dal Trissino al fanaliero di coda che non mi ricordo chi è, ma dobbiamo vincere, dobbiamo provare a fare queste partite con tutti. Poi se non si vincerà stringeremo la mano agli avversari e ci berremo una birra insieme.